periferie nel giorno in cui il decreto mille proroga arriva alla Camera. Il sindaco di Treviso Conte incontrerà il Premier e in vaglio i 14 milioni che erano destinati alla città. Autonomia del Veneto all'Università di Padova, faccia a faccia tra il governatore Zaia e il ministro Stefani, la bozza d'intesa in Consiglio dei Ministri entro il 22 ottobre. Morte all'alba, cessato autotrasportatore croato di 63 anni, da tempo residente nel Pordenonese, ha perso la vita nello schianto contro un furgone. Aggressori in ospedale e negli ambulatori. Nel 2017 sono state ben 300 le segnalazioni. Medici ed infermieri, spiega il direttore dell'ULSS Benazzi, lavorano con sempre maggiori difficoltà. Stop a bivacchi e vandalismi, ma anche a comizi politici, giro di vite di Cassugana per tutelare la loggia dei Cavalieri. PD all'attacco, sarebbero sufficienti maggiori controlli. Andrà alla ricerca sulla progeria il ricavato del prosecco prodotto con l'uva raccolta alla vendemmia solidale nei vigneti di San Pietro di Feletto, anche Semi Bassi, Giusy Versace e il governatore Zaia. In 400 San Bugè di Preganzò per ascoltare il pioniere del gospel rap, il rap che parla di Gesù e della fede, iniziativa della parrocchia per rivolgersi ai giovani con il loro linguaggio. Torna questa sera alle 21:15 il Ring, il talk show di Antenna 3, la politica alle corde sui grandi temi profughi, autonomia e tasse, promesse irrealizzabili? Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque, questa sera l'incontro del sindaco di Treviso con il Presidente del Consiglio in apertura di questo telegiornale. La conferma è arrivata nel pomeriggio, il primo cittadino sarà alle 19:30 domani a Palazzo Chigi. Il motivo dell'incontro ce lo spiega direttamente, proprio in diretta con noi, il sindaco Mario Conte. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera sindaco, quindi ha chiesto di incontrare il Premier, come mai? No, ci sono dei chiarimenti da avere in merito al bando periferie. Il Premier incontrerà non solo il Comune di Treviso, ma una delegazione di 10 sindaci con i quali porteremo delle testimonianze legate alla progettualità. A noi ci basterebbe uscire, almeno quanto riguarda Treviso, con la certezza che nel 2020 questi fondi ci saranno. E devo dire che, vista anche la disponibilità del Premier di incontrarci, sono assolutamente fiducioso. Ecco, se non si riuscirà ad ottenere qualcosa, i cantieri previsti che lei comunque ha sottoscritto saranno fermi per 2 anni? No, allora io aspetterei l'incontro di domani prima di dire che non si sblocca la situazione. Io sono convinto che una soluzione si troverà. Se i fondi nel 2020, così come è scritto nell'emendamento, arriveranno, per Treviso non cambierà assolutamente niente. Tant'è vero che noi stiamo procedendo con la progettualità e entro il 15 di settembre, scadenza stabilita da questo governo, noi presenteremo tutti i progetti esecutivi. Quindi noi in questo momento stiamo proseguendo nel percorso indicato dal bando periferie. Con l'incontro di domani sera ci chiariremo anche sulle tempistiche dell'erogazione dei fondi. Ecco, ma parlerà anche con il Premier Conte di altro o delle possibili deroghe al patto di stabilità? Ma metteremo sul piatto un po' tutti questi argomenti legati allo svincolo degli avanzi di bilancio, al bando periferie. Poi lì ci fermeremo, perché non vorrei approfittare della disponibilità del Premier, che è stato veramente molto disponibile nell'incontrare questa delegazione di sindaci. Quindi io vado lì con tutta la mia buona volontà e porterò il bene dei cittadini di Treviso sulla scrivania del Premier. Sindaco, un'ultima domanda, ovviamente la questione dei migranti, si parlerà anche di questo? Ma di questo tema e anche delle funzioni che la Polizia Locale ha, ne parlerò con il Ministro Salvini. Sono in attesa di un appuntamento anche con il Ministro che arriverà a breve, e quelli sono temi che tratterò direttamente con lui, anche perché è evidente che ha una certa sensibilità sul tema. Quindi le problematiche legate alla presenza degli immigrati nel nostro territorio devono essere affrontate in modo serio e soprattutto trovare delle soluzioni definitive, in modo tale che i costi non si ripercuotano per l'ennesima volta sulla testa dei trevigiani. Sindaco, io la ringrazio, le auguro buona serata, ovviamente ci sentiremo poi nei prossimi giorni per avere proprio delle delucidazioni di come è andato questo incontro. Grazie a voi, buona serata. Grazie Sindaco, arrivederci. Grazie.
Noi quindi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di autonomia e federalismo perché questa sera c'è stato un faccia a faccia tra il ministro Erika Stefani ed il presidente del Veneto Luca Zaia con l'impegno di chiudere entro ottobre. Per noi in diretta da lì da Padova Federico Fusetti. Il presidente Emiliano ne ha già fatto la cita. Buonasera Daniela, questa è l'aula magna del BO, l'Università di Padova, e come dicevi il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani e il Governatore del Veneto Luca Zaia stanno parlando di autonomia e di federalismo. Lo stanno facendo davanti a una platea di parecchie centinaia di persone, ma non sono tutti giuristi o economisti, ci sono molti cittadini comuni che vogliono conoscere un po' più nel dettaglio quelli che sono diciamo, i temi, ma soprattutto anche quali potrebbero essere i margini di accordo e il futuro di questa trattativa con il governo, e si respira un'aria di moderato ottimismo, direi, da parte soprattutto dei due protagonisti, cioè di Erika Stefani e di Luca Zaia. Si è scesi anche nel dettaglio delle varie materie. Il Ministro ha spiegato che verrà fatta una commissione per ognuna delle materie richieste dalla Regione, una commissione alla quale parteciperanno la Regione, il Ministero per gli Affari Regionali, poi di volta in volta i ministeri legati ad ognuna delle materie per le quali il Veneto vuole l'autonomia. Si è parlato anche di soldi. Luca Zaia ha chiesto che rimangano in Veneto i 9 decimi dei proventi raccolti, dei tributi raccolti, e il Ministro ha detto che probabilmente sarà così, che questi saranno anche i contorni economici, e ha dato anche una scadenza precisa per quello che riguarda la trattativa che come sappiamo dovrà passare attraverso il Consiglio dei Ministri e poi verrà discussa alle Camere. Quale sarà anche il rapporto con il Movimento 5 Stelle su questo tema? Ecco, abbiamo raccolto queste risposte soprattutto da parte del Ministro, una battuta anche dal Governatore Luca Zaia, le sentiamo insieme e poi restituisco la linea allo studio. Guardate, noi siamo pronti con il progetto, con il Ministro, stiamo facendo un bel lavoro, vi confermo le 23 materie e poi vi stupiremo con effetti speciali. Non è che la prima materia è raddoppiare il numero di dipendenti della Regione? No, la prima materia è togliere i soldi a chi li ha e darli a chi non li ha. I cittadini cosa possono aspettarsi da questa serata? Beh, oggi è un gran bel dibattito, un confronto. L'autonomia, signori, non è una questione sicuramente facile, decisamente delicata, e sicuramente è in queste mura dove insomma, si formano anche le grandi professionalità, ne potranno venire anche degli ottimi spunti. Io mi aspetto questo. Perché arrivi l'autonomia in Veneto? Io spero e auspico molto brevi. Io ho la mia intenzione, il mio programma è quello di poter portare una bozza di intesa affinché possa essere discussa almeno all'inizio della discussione in Consiglio dei Ministri entro il 22 di ottobre. Il governo sarà con lei, anche la parte del 5 Stelle? Di questo sono certa. C'è già nel contratto di governo e nella cabina di regia che io ho previsto fin dall'inizio per trattare della questione dell'autonomia è coinvolto decisamente il Movimento 5 Stelle. Fontana, intervistato oggi da Libero, dice che la Lombardia sarà autonoma tra un anno. Ah, l'ho letto, ma per me anche prima. Soldi? Cosa vuol dire per il Veneto? Allora, sicuramente una gestione da parte del Veneto delle risorse in modo da avere anche una maggiore responsabilizzazione della spesa. Secondo me il grande obiettivo dell'autonomia è di quello di portare non solo il nucleo di decisione più vicino ai cittadini, ma anche la capacità proprio di gestione delle risorse. 9 decimi è credibile come orizzonte. Bene, grazie a Federico Fusetti e Federico Cibotto che si trovano a Padova. Noi continuiamo con la cronaca. Incidente mortale alle 6 di questa mattina a Cessalto, a perdere la vita un 63enne di origini croate ma da tempo residente a Pordenone. Ho sentito una frenata lunga, forse 100 metri così, un rumore strano e dopo non sono accorto che stava incidente perché qua si sente spesso frenando. Un improvviso rumore di frenata sull'asfalto nel tentativo estremo di evitare l'impatto. Pochi istanti e poi lo schianto, terribile e fatale, tra un'auto e un furgone, all'alba di oggi lungo via Calnova Alta a Cessalto. A subire le conseguenze più pesanti dell'impatto è l'auto, una Peugeot Station Wagon che carambola e finisce sotto la scarpata della strada, ridotta ad un ammasso di lamiere. Alla sua guida c'è Sejc Midet, 63enne croato residente da tempo a Zoppola, provincia di Pordenone.
La violenza dell'impatto non gli ha lasciato scampo e i sanitari del SUEM, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo senza vita dell'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a districare il groviglio di lamiere in cui si era trasformata la vettura. Ferito, anche se in modo non grave, il conducente del furgone, un 45enne palermitano residente nelle Marche, che ora sarà indagato per omicidio stradale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente ed entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro giudiziario. Certo è che questo non è il primo grave incidente accaduto lungo questo tratto della provinciale 53, che collega Cessalto e Motta di Livenza, come può confermare chi abita da queste parti. Sì, da là, iniziando da là, fino alla zona industriale, non ho mai visto, mai sentito una strada così pericolosa, con così tanti incidenti. Un rettilineo che invita a correre, ben oltre il limite di 70 km/h. Un ciglio stradale a dir poco esiguo tra piano della carreggiata rialzato e la ripida scarpata su entrambi i lati. Un errore o una distrazione alla guida lungo una strada così rischiano di essere quasi certamente fatali. E purtroppo dobbiamo parlare di un altro grave incidente, questa volta al Col San Martino. Un'auto si è messa in una strada investendo un gruppo di ciclisti, un 65enne è rimasto gravemente ferito. Ancora un incidente grave lungo via Castelletto a Col San Martino, una strada tristemente nota per i numerosi sinistri. L'altra mattina una macchina che si è messa da una laterale ha investito un gruppo di ciclisti. Molti sono finiti a terra. Un 65enne è rimasto ferito gravemente, ha riportato un trauma cranico ed un trauma facciale. L'uomo è stato trasportato con l'elicottero del SUEM 118 all'ospedale di Treviso. Sul posto la polizia locale che si è occupata di gestire il traffico ed effettuare i primi rilievi. Via Castelletto è un lungo rettilineo che attraversa Col San Martino. Le auto sfrecciano ad alta velocità nonostante il limite di 50 km/h. La rabbia del sindaco di Farra di Soligo: è da molto tempo che vogliamo intervenire su quella strada, ma ci mancano le risorse per farlo. Tra l'altro c'è anche un problema di competenze, perché, spiega il primo cittadino, si tratta di una strada di proprietà della provincia. Una soluzione comunque va trovata, dice, e al più presto. Ed ora la maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Trento, denominata Alba Bianca, che ha sgominato un vasto traffico sulla direttrice del Brennero. 13 cittadini albanesi domiciliati tra Bolzano, Treviso, Milano e Brescia sono stati arrestati insieme ad un kosovaro domiciliato sempre a Treviso ed un pakistano di Bressanone. Contemporaneamente in Germania sono stati arrestati altri 3 albanesi residenti in Baviera ed un altro è stato arrestato dalle stesse autorità albanesi nella capitale Tirana. L'operazione ha permesso di individuare 40 narcotrafficanti, 30 dei quali sono stati arrestati, sequestrando complessivamente circa 120 kg di droga, cocaina, eroina e marijuana per un valore sul mercato illecito di oltre 20 milioni di euro. Sequestrati anche 8 automezzi utilizzati per il trasporto dello stupefacente ed oltre 100.000 euro in contanti. Vietato sedersi sui muretti, vietato tenere comizi politici. L'amministrazione Conte blinda la loggia dei Cavalieri, l'opposizione tuona, ormai a Treviso non si può fare più niente. Abbiamo intenzione di porre rimedio a tutta quella serie di atti degradanti che in questi ultimi mesi si sono manifestati qua, appunto, nella loggia che c'è alle mie spalle, monumento unico al mondo, patrimonio dei trevisani, che vogliamo tutelare con un articolo ad hoc del regolamento di polizia urbana. Loggia dei Cavalieri presto off limits non solo per i ragazzi ma anche per le forze politiche, visto che saranno vietati anche i comizi. La modifica al regolamento di polizia urbana che la nuova amministrazione di centrodestra sta studiando darà una stretta all'uso indiscriminato di questo piccolo grande gioiello, che rimarrà a disposizione invece di eventi culturali e concerti. Non si potrà più sedersi sui muretti come stanno facendo questi ragazzi, non si potranno più parcheggiare biciclette a ridosso delle pareti se non sulle rastrelliere, non si potranno più consumare cibi e bevande all'interno del loggiato, non si potranno più fare schiamazzi, disturbare i turisti o portarsi addirittura stereo e ballare musica rap a ritmo di musica, quindi tutto questo non si potrà più fare. Questo, si affrettano a chiarire da Cassugana, non significa che la loggia non verrà più utilizzata, anzi il Comune intende incentivare gli eventi in questo spazio, ma evidentemente con un'accurata selezione, che piace poco all'opposizione, che pure condivide l'obiettivo di tutelare la loggia.
Sono dei copioni, perché anche noi ci eravamo resi conto che quell'area era molto delicata e c'erano dei ragazzi che stazionavano e scrivevano. Se vi ricordate, avevamo anche mandato a ripulire, basterebbe solo controllare. Poi io sono contraria che ci siano tutte queste restrizioni. Da quando c'è la destra, la Lega destra al governo della città, qui non si può più fare niente, non si fanno più i festival, non si può fare niente e non si può neanche stazionare nella bellissima Loggia dei Cavalieri. Quindi portate qualcuno a controllare. Aggressioni in ospedale e negli ambulatori nel 2017 sono stati ben 300 le segnalazioni da parte degli operatori dell'ULSS 2, medici, infermieri ed impiegati, spiega il direttore generale Francesco Benazzi, sono sempre più in difficoltà durante il loro lavoro. 300 segnalazioni di aggressioni da parte di pazienti o familiari ai danni del personale dell'ULSS 2, 34 gli episodi violenti che hanno costretto gli operatori a ricorrere alle cure mediche, un fenomeno che solitamente si verificava maggiormente nell'ambito dell'area delle emergenze d'urgenza e psichiatria, ma ora sembra che si stia diffondendo anche nell'area medico-geriatrica, oncologica e presso gli sportelli amministrativi. Noi abbiamo delle realtà a rischio, direi la psichiatria, quindi pazienti che naturalmente si scompensano, eccetera, ma anche nel pronto soccorso l'utente o l'utente che deve aspettare di più perché evidentemente ci sono codici più importanti, alla fine si spazientisce e naturalmente usa parole, termini verbali molto pesanti. Situazione che non può essere più tollerata, i medici, gli impiegati e gli infermieri sono sempre più in difficoltà nell'espletare la propria attività. I nostri operatori che lavorano bene, che sono umanizzanti nei confronti dell'utenza, qualche volta purtroppo subiscono delle violenze sia verbali che anche fisiche. Onde evitare che questo continui, faremo dei corsi con degli specialisti per spiegare loro come devono porsi nei casi in cui succedono queste anche violenze verbali e come affrontare la cosa, e dopo anche per un supporto psicologico per il nostro operatore nel momento in cui dovesse subire un'aggressione. Così l'ULSS ha dovuto intervenire e ha deciso di organizzare dei corsi. L'obiettivo è semplice: aiutare il personale a identificare precocemente comportamenti aggressivi e violenti e mettere in atto tutte le possibili strategie per dissuadere, disinnescare e depotenziare i comportamenti aggressivi nei pazienti e nei familiari difficili. Dei corsi di stemperamento dell'aggressività della persona che uno ha di fronte, di come porsi, di come atteggiarsi, di come rispondere e casomai anche, se serve, chiedere aiuto immediatamente alle forze dell'ordine, senza aspettare poi che gli episodi di violenza possono arrivare fino all'aggressività personale. Un modo per fornire ai propri dipendenti tutti gli strumenti per riuscire a lavorare in assoluta tranquillità in un contesto, quello lavorativo, fattosi ormai per numerose professioni, tra cui quelle sanitarie, complesso e difficile. Siamo fiduciosi perché contemporaneamente credo che anche dare la pubblicità a questa cosa possa far capire anche a chi pensa che con la violenza verbale si possa risolvere tutto, e invece ci sono altri mezzi, chiaramente cercando di spiegare pacatamente le proprie problematiche, le proprie esigenze. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e parliamo dell'incontro questa mattina in procura tra il titolare dell'inchiesta sul crack Veneto Banca e gli avvocati dei risparmiatori. Si allontana il pericolo prescrizione mentre continuano le indagini sui direttori e promotori finanziari delle filiali. Come avevamo annunciato, incontro questa mattina in procura con gli avvocati dei risparmiatori di Veneto Banca. Il primo dato importante riguarda le indagini sul crack e i risvolti penali per i vertici, in particolare per l'amministratore delegato Vincenzo Consoli, con l'ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Il pubblico ministero si è dimostrato, come al solito, perfettamente centrato sui temi e estremamente disponibile. Ritengo che entro la fine del corrente mese o al più tardi per i primi giorni di ottobre si avrà l'esito delle deleghe di indagine che sono state per l'appunto conferite dal pubblico ministero e che servono a fare chiarezza sul primo troncone. Notizia che allontana l'ipotesi di prescrizione per questa parte della vicenda, prescrizione ipotizzata dopo il passaggio dell'inchiesta per competenza da Roma a Treviso. Situazione invece più complicata per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta, dopo un'impugnazione della sentenza civile sullo stato di insolvenza giugno 2017 della banca da parte dei legali di Consoli. E sulle indagini del pubblico ministero per l'ipotesi di truffa nei confronti di direttori e consulenti delle filiali c'è divisione tra gli avvocati.
Inutile perché non porterà a nessun risultato, improduttivo perché comunque non è pensabile di realizzare alcun ripristino patrimoniale, ma addirittura dannoso, perché questi soggetti meglio sarebbe stato averli come persone informate sui fatti che quali indagati. Così come la tesi di colpire i dipendenti per far risarcire Banca Intesa, che comunque non deve essere tenuta fuori dalla questione. Non può limitarsi ad assumere quanto di positivo ancora vi era in Veneto Banca e anche nella Banca Popolare di Vicenza, deve farsi carico anche delle negatività ed in tal senso stiamo raccogliendo le firme per una diffida che non lasci nulla di impregiudicato. Una storia, quella di Veneto Banca, oggetto di studio per le anomalie legate al crack e tra queste le azioni della Di Consoli. Ed ora le ripercussioni anche nella Marca della sentenza che ha condannato la Lega a versare allo Stato 49 milioni di euro di rimborsi elettorali percepiti illegalmente. Tanti i timori espressi dalla base del partito, con voci che davano in chiusura anche la sede storica del K3, una prospettiva inammissibile per Giancarlo Gentilini, che ha una sua soluzione ma anche critiche al vetriolo per la dirigenza del Carroccio trevigiano. Dopo la sentenza di mercoledì che obbliga la Lega a versare 49 milioni di euro allo Stato come risarcimento per quella che viene chiamata la truffa sui rimborsi elettorali, sono tanti i militanti che si chiedono quale sarà la via d'uscita del partito per evitare la paralisi delle attività. E tra questi Giancarlo Gentilini, che lancia un'iniziativa destinata a far discutere. Tutti gli onorevoli, i consiglieri, i presidenti, tutti quelli che hanno avuto prebende di versare alla nuova Lega tutte le somme eccedenti i 5.000 euro. Voglio vedere l'amore della Lega o se c'è l'amore per i denari. Ma lo sceriffo di Treviso va oltre, suggerendo al segretario federale Matteo Salvini un'iniziativa per la militanza con un attacco ad alzo zero per l'attuale dirigenza della Lega trevigiana. Caro Salvini, immediatamente crea un organismo economico a cui far confluire tutti i versamenti che faranno i nostri amanti della Lega. Ma mi meraviglio che questa soluzione non fosse stata fatta già da tempo dai grandi soloni della Lega centrale o da quelli di Treviso che chiacchierano solo. Forse anche un bambino delle elementari avrebbe già previsto che bisognava rompere i rapporti con la Lega di Bossi. Gentilini che infine, anche se non cita direttamente, non lesina critiche nemmeno la magistratura. Questa è l'unica soluzione perché voglio che la Lega viva ancora, ma caro Salvini devi prendere atto che c'è una grande battaglia da parte della dittatura bolscevica che ha ancora in mano tutti i poteri dello Stato. Svegliatevi leghisti, perché bisogna combattere col pugnale in bocca. Sulle aperture domenicali degli esercizi commerciali continuano le polemiche. Questa mattina Luigi Di Maio chiarisce la proposta turni alternati di chiusura. Sentiamo. In tutta Europa esistono dei turni di riposo per i negozianti e i loro dipendenti. Questi turni di riposo li vogliamo reintrodurre anche in Italia perché c'erano fino a qualche anno fa, poi Monti ha liberalizzato tutto. Questi turni di riposo non vorrà dire che faranno chiudere tutti gli esercizi commerciali, ma ce ne saranno alcuni aperti, alcuni chiusi a turno. Insomma, sulla questione delle domeniche aperte il ministro Di Maio fuga ogni dubbio, aggiusta il tiro. Il riposo settimanale è sacrosanto e va rispettato. Così scatta la proposta dei turni alternati. L'idea piace a Don Canuto, anche se pensava ad una chiusura più radicale degli esercizi commerciali. Già i comandamenti di Dio dicono, secondo, santificare le feste, e santificare vuol dire rendersi conto che veniamo da Dio e andiamo a Dio, diamo valore alla nostra vita con la famiglia. Se manca la famiglia, è una cellula vitale della società che fa venire meno la società stessa. Ecco perché sostengo la tesi, d'accordo con la Polonia, il cui governo proprio ha stabilito che il 90-95% dei negozi e dei supermercati rimangano chiuse, salvo eccezioni per le cose necessarie della vita. Ogni domenica è aperto il 25% degli esercizi commerciali a turno.
Questa è l'ultima idea partorita dal ministro sviluppo economico. Don Canuto spiega a risentirne maggiormente sono i figli. Quanti figlioli in confessione, che io vado a confessare in un paese qua vicino, mia mamma che una domenica non è a casa, al giorno arriva a casa la sera e anche la domenica vorrei stare con mia mamma. Mio papà, poveretto, da solo non ce la fa perché è stufo durante la settimana e noi lo aiutiamo a fare da mangiare. Sento proprio i figlioli stessi che si lamentano della mancanza della mamma. Non solo, ma Don Canuto spiega ancora che questo sistema ha fatto crollare le nascite. Ho capito proprio che uno dei motivi anche per cui viene avanti la denatalità in Italia è proprio questo: le donne non hanno tempo di fare figli. Scusa il termine di fare, è vero, ma in realtà manca la possibilità di rimanere in famiglia. Le chiusure domenicali, termina Don Canuto, cambierebbero in meglio la vita della gente. Sammy Basso, Giusy Versace, Luca Zaia, tutti in Vigna ieri per la vendemmia solidale a favore della ricerca sulla progeria. Sentiamo. Si fa una vendemmia solidale a fin di bene, è assolutamente un motivo validissimo, è una bellissima iniziativa. Ci si diverte, si raccoglie e poi si mangerà anche. Siamo un gruppo di rumeni, è un divertimento perché non facciamo questo di solito, quindi una giornata al sole in compagnia è bellissimo. Alle Manzane a San Pietro di Feletto, la 7ª edizione della vendemmia solidale, in 400 in festa nel vigneto di Ernesto Balbinot. Intere famiglie e un testimonial d'eccezione. Sammy Basso, il 22enne di Tezze sul Brenta, è intervenuto perché il ricavato del prosecco realizzato con l'uva vendemmiata sarà devoluto all'Associazione Italiana Progeria Onlus. Mattiniero nell'unirsi ai vendemmiatori insieme al presidente del Veneto Luca Zaia. Lui ha iniziato prima di me comunque. Io non avevo mai vendemmiato sul serio, avevo raccolto altra frutta, ma la vendemmia ha un fascino particolare. Chiunque viene qua a vendemmiare sa che darà il suo contributo alla ricerca e poi proprio il vino che ne verrà fatto darà il suo contributo alla ricerca. Dunque il valore principale è proprio questo. E poi però raggruppa tradizione, cultura e anche voglia di stare insieme, che insomma è il massimo. È una festa, infatti noi la chiamiamo festa della vendemmia, giusto Sammy? E qui c'è un ricercatore, un neolaureato che è Sammy Basso, la ricerca, la progeria, ma anche la denominazione più grande al mondo, 540 milioni di bottiglie di prosecco. Se dessimo un centesimo per ogni bottiglia, pensa che ricerca riusciremo a fare. Un invito a riavvicinarsi alla natura, che ce n'è bisogno, basta questi social, tutto troppo social, stiamo perdendo il contatto con la realtà. E poi chiaramente caricherò anche un po' di materiale sui social dopo. Abbiamo degli ospiti speciali. L'uva è bella, non potrà che venire un prosecco superiore ottimo. Oltre al territorio, oltre a tutta la gente che c'è, è una raccolta con il cuore, per cui anche il vino verrà fatto con il cuore. Alle Manzane tappa anche dei partecipanti alla Prosecco Cycling, un breve ristoro prima di affrontare la salita a Ca del Poggio. Un motivo di unire lo sport alla solidarietà, alla vendemmia e di far conoscere anche ai ciclisti di tutta Italia, non solo, perché ci sono anche parecchi esteri, la nostra zona, il nostro territorio. Questi 15 giorni abbiamo carri, canti, gente che vendemmia, tutti contenti, speriamo solo nel bel tempo. In 400 ad un concerto di un rapper non sarebbe una notizia se non si fosse tenuto in una parrocchia trevigiana e se lui nelle sue canzoni non parlasse di Gesù. Non mi vergogno di dire che c'è un sogno, non mi vergogno, di Cristo c'ho bisogno, non mi vergogno, di Cristo è la mia fede, la potenza di Dio per chiunque oggi crede. Parlare di Dio ai giovani usando il linguaggio del rap, anzi del gospel rap. E a San Bugè di Preganziol l'iniziativa del gruppo parrocchiale è piaciuta così tanto che sono accorsi in 400 ad ascoltare il pioniere italiano del genere, Thomas Valsecchi, in arte shock, passato per esperienze forti, rischiose prima di scoprire la fede. A un certo punto ho capito che lui poteva darmi la speranza di dare un perché alla mia vita e così ho deciso di arrendermi, mi sono arreso, ho detto io ho provato di tutto, ho provato la droga, la prostituzione, amici, donne e tutti mi hanno sempre tradito, ho fatto del male, sempre portato più a fondo, ho detto
tu sei l'unica speranza che mi è rimasta. E lui ha risposto in una maniera meravigliosa, perché se oggi giro l'Italia e fuori l'Italia dire che lui ha cambiato la mia vita, quindi... Abbiamo invitato Shock a San Bugè per dedicare una serata per i giovani, pensata per loro, per trasmettere un messaggio di speranza e di pace. Non tutti i messaggi che la società trasmette sono sempre messaggi tenebrosi, di morte. Lui porta un messaggio che attraverso la fede, attraverso Gesù, attraverso la conversione c'è sempre speranza, c'è sempre vita. Di quello che lui sta vivendo dentro, quello che ha vissuto e quello che ha provato. Poi lui lo mette in musica, una musica è un linguaggio che i ragazzi magari comprendono, apprezzano, perché è nelle loro corde. Ma alla serata hanno partecipato anche molti adulti. Alcuni messaggi sono un po' per tutti, poi forse anche la curiosità di vedere un artista un po' fuori del comune che sa parlare attraverso la musica con grande coraggio del Signore. Aiuta a testimoniare l'amore che ha verso Dio, gli esprime la difficoltà, tutte le difficoltà che ha passato e allo stesso tempo esprime anche la speranza che devono avere e la gioia nel vivere. Bello sentire che insomma ci sono anche delle persone che possono rialzarsi, possono acquisire consapevolezza e maturità anche dalle storie difficili. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera da non perdere dalle 21 la nostra trasmissione Ring in studio con Ferdinando Avarino, l'onorevole Dimitri Coin della Lega, Enrico Zanetti, Alessandro Luigi Bisato del PD, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. Poco prima, tra pochi minuti invece, 20:10, si parlerà di biometano e nuovi combustibili naturali con il senatore Giampaolo Vallardi ed il direttore del Bioman. Questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna del sole sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque, con il cielo che si presenterà del tutto sereno, salvo per qualche foschia al primo mattino, peraltro in rapido dissolvimento. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra 16 e 20 gradi. Valori massimi invece oscillanti tra 27 e 31 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche su questa regione, dominerà il sole ovunque grazie alla protezione dell'anticiclone africano. Cielo sereno praticamente ovunque, al massimo velato sui settori montuosi nel corso delle ore pomeridiane, ma del tutto innocui. Vediamo le temperature, minime comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà bel tempo anche su questa regione. Ampio soleggiamento su tutti i settori, anche qui con innocua nuvolosità pomeridiana sulle estreme Alpi di confine. Diamo un'occhiata anche alle temperature, minime comprese tra 15 e 16 gradi, massime oscillanti invece fra 30 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.